In occasione della presenza a Nuoro di Maurizio Landini, segretario generale della FIOM, Alessandro Zedda, rappresentante del CLAS, i lavoratori in mobilità, gli ha consegnato una lettera con alcune richieste. Abbiamo chiesto ad Alessandro Zedda quali siano i contenuti di questa missiva. I contenuti sono molto semplici, nel senso che noi chiediamo naturalmente lo sblocco definitivo per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali del 2014, quindi il pagamento. Sappiamo che la Regione ha provveduto a stanziare la parte mancante, manca la firma appunto di Poletti, al quale oggi chiederemo di chiudere questa matassa e naturalmente di iniziare a parlare anche del 2015 e 2016. Però quello che ci preme di più è sempre indicare il discorso che noi vorremmo che i lavori vengano indirizzati come socialmente utili, cioè quei pagamenti che ci devono dare, ma vengono utilizzati come lavori socialmente utili, in quanto ci sono competenze, ci sono muratori, ci sono idraulici, ci sono persone di ogni genere purtroppo che hanno perso lavoro e queste persone possono essere messe a disposizione della società in qualche maniera, fornendo appunto il loro servizio. Questo perché la maggior parte delle persone ha un'età media che supera anche i 40 anni, il che significa che naturalmente a questo punto sono abbastanza giovani ancora per poter pensare alla pensione e sono abbastanza operativi per poter lavorare e naturalmente esprimere tutta la loro esperienza nel mercato.